Signore e signori, buonasera. Stasera ho il piacere e l'onore di presentare un nuovo debutto, un debutto che manca da tanti teatri, da circa 20 anni. E mi riferisco alla classica Cinezia Rondella. Mi dà la possibilità di rivederla e gustarcela. Questa sceneggiata, che qualche tempo fa era un sogno, oggi è diventata anche una nuova realtà, una bella realtà, grazie anche alla Sea Musica che si è prodigata a portarla avanti. Bene, gli artisti che stasera vedrete sicuramente l'avete visti in tante occasioni, tanti ragazzi che conoscete sul fatto che sono dei ottimi cantanti. Stasera invece avranno un compito ancora più arduo, quello di fare anche l'attore. Sicuramente sono tutti dilettanti, ma sono sicuro al 100% che quando uno mette passione, cuore e amore, le cose più difficili possono diventare anche facili. Detto questo, vi saluto, vi scuso perché ho preso già un appuntamento con la famiglia Esposito. Mi stanno aspettando. Zanza qua. Uè, avanti! Permesso? Che? Avanti! Uè, Don Pasquale, buongiorno! Sempre troppo gentile, ma qual convento la porta in casa Esposito? Ma di è vero, signorina Camilla, sono venuta apposta. Anzi, a tal proposito, donna Filomena, vostra sorella, è a casa? Ma è successo qualcosa? No, spero di no, ma comunque, visto che devo parlare di vostro nipote Salvatore, gradirei la sua presenza. E come? No, ma la chiamo subito. La ringrazio. Filomena! Filomena! Che non fa? C'è stato. Buonasera, Donna Filomena carissima. Grazie. Ma è successo qualcosa a Salvatore? Me lo faccio il caffè? Magari la prossima volta perché vado di fretta, signorina Camilla. Come volete No, voi? a proposito, no, volevo sapere notizie di vostro figlio Salvatore, visto che dai 10 giorni che non si fa più vedere in faccia. Mamma mia, mi state facendo mettere un brutto pensiero, Don Pasquale. Che va già dice? Che lei tutte le mattine va affaticata a insistere con me sto padre. Non penso che state dubitando della mia parola. No, Don Pasquale, per carità, va a morire. Però che lo devi... La cosa mi pare strana, perché figlia a me non mi dice mai una bugia. Comunque, io spero che non ci sia niente di grave grave. Però fatemi la cortesia, donna Filomena, magari fatemi sapere qualcosa, anche perché sapete quanto è importante per me vostro figlio Salvatore. E la sua assenza mi crea grosse perdite. Non vi preoccupate, Don Pasquale, mo parlo per figlio vicino e vedremo. Allora, io tolgo il disturbo visto che ho altre cose da fare, donna Filomena. Io mi auguro che tutto vada per il bene. Buongiorno, Don Una Pasquale. buona giornata. Grazie. Una buona Don Pasquale, vi accompagno. Grazie, Don Arrivederci, Pasquale. vi accompagno. Sempre più bella. Lei è troppo galante, Don Pasquale. Arrivederci. Filomena, è strano, io tutte le mattine gli preparo il caffè e lo vedo uscire regolarmente. Che a me non so che già pensare. Tengo un brutto pensiero. Ma no. Uè, ha già parlato Ciro. No, Filomena, è meglio che non diciamo niente a Ciro. O sai, prima che chi le smette brutto pensiero in capo, è meglio che non diciamo niente. Tu lo sai così? È meglio così. E vabbè, facciamo così. Mo va un po' parlare. Sì, va. Io esco un po'. Io stanfro a te, oh sole, vado sta, stanga a te, avanti, quando è bella, amore mio del mio amatissimo cuore! Ma no, e
Così che si saluta una signora, fa il gentiluomo, no? Caccia. O gentiluomo, no? Buongiorno. Mi piace così. Non Tu capisci quanto è niente. bello. Sai, sei proprio bello, che bello. Mi sta sempre a spiare. Si sente più bella. Ma che vuoi? Mi sta sempre a spiare. Che a me mi mettono un po' in imbarazzo, però te la ci dici. Io non posso più a fare a meno di te. Non ce la faccio proprio più. Cioè, devo parlare micidiale, che a me. Tu mi piaci. E tu no. Pazzo, è così? È così. Ah. Beh, ma io ti spiato, no? Senti, specie di portinaio. È buttata a posto? No. No. Oggi niente posso. E allora che sei venuta a fare? E che sono venuto a fare? Mi sono venuto a te spiare. Senti, cerca di sparire dalla circolazione perché sta venendo mia sorella Filomena e non voglio che pensi cose che non esistono perché Lucaria, tu per me non esiste. Come? Ti vedo? Ma non ti vedo, non ci stai. Ti sento? Ma non ti sento. Ti tocco? Ma non ti tocco. Hai capito, Lucaria? Scusa che mi aspetta, fammi capire pure a me. Che vuoi dici che mi tocca? Ti tocco, non ti tocco, ti vedo, non ti vedo. Bravo, ripassa. Cioè, mi sento però Ma fa non finta ti che non... vieni, tu non esisti proprio. Poi sto qua però non ci sono. Ma a te, Ma ripassa. Madonna mia. Filomena, Qui deve fare? è conosciuto. Come è stufato? A me mi parrebbe sentire una voce un po' curiosa. No, conosciuto, Filomena, conosciuto. Sì, mamma. No. Oh sole mio, che bella sta canzone. Sta fronte a te. Oh sole mio, sta in gamba a te. Oh sole mio. Tiene una bella voce, sì. Oh se non ci sfottero per tua norma regola, a me mi avevano chiamato per andare a cantare un festival di Napoli, lo sai? Sì, a tu? O festival di Napoli. A sta che biglietto, forse. A sta un bazzia. E mamma, che stai facendo? Sto un caffè a un maglione, mamma. A me? Chi stai per te? Ah, fino a bene. La volta l'ha già fatta il fratitore. Ah, l'hai fatta a Salvatore. Ma non fa troppo vicino, perché mo... Se vero, no? Non passato. È un bello maglione. Ok, non è un bello maglione, ah sì. Che il maglione non è buono per te, Ciru. Perché non è buono? È perché non è celeste. Anche c'è azzeccato del E celeste. chi le rosa? Si mettono in femmina. Come si mette? Si mettono in femmina. Rosa, mi piace, è bello, quello mi piace. Ma tremo pure tu. Ah, ma tu non dici niente, Ma che già rigire, è sempre esa. Ha sempre qualcosa di rigire, la mia. Canta, che ti passa, sì, canta, ma che ti lascia qua, dai. Oh sole mio. Mettici tutto quello che può. Calata si è fatto con le mani d'olio. Grazie. Per me è sempre un bel maglione. A voi, ma che ti lascia qua. Vai. Ciao, sole mio. Ciao Ciru. Avanti. Uè, Lucario. Buongiorno, donna Filomena. Uè, buongiorno, Luca. Come state? A posto? Tutto a posto. Fa piacere. Grazie a te. Senti, canta. Fuori c'è stato un commissario. Oh, commissario. E fallo trasino. Sai, visto come commissario a me? Ma che commissario? Ma quale commissario? Tuo nipote. Mio nipote. Ma tu facci capire. Salvatore. Quindi tu commissario, trasite, C'è sta pure Salvatore, però non ti preoccupare. Ma Salvatore? Ma niente, che cos'è niente? Uè! Cos'è? Salvatore, figlio ma che ti hanno fatto, mamma? Niente, cos'è niente? Come così? Un po' disidratato, niente. Non ti preoccupare. Sta tutto sdrato, torniamo. Niente, cos'è niente? Ma che succede? Dai. Buongiorno, Come buongiorno. sta? Ma che succede? Vi spiego io, venite a carci. Voi lo sapete, io tutte le mattine vado a spiegare le faccende del palazzo. Stamattina sono andato a pagare la bolletta della corrente. Per non fare la fila sono uscito presto. E siccome forse ho fatto forse un poco troppo presto. Ma visto sta mamma? Lo saccio. Mi volevo aspettare ancora una panchina aspettando che arriva la posta.
E ci stava una panchina solo con suo aglione, cagliaccio dice la verità, non l'avevo conosciuto proprio. Poi mi sono avvicinato e ci ho visto che era vostro fratello, anziché figlio della signora sposa. Quindi ho cercato aiuto, non c'è. Però non ci siamo nessuno, forse perché era troppo presto. Poi all'improvviso, guardate qua, è arrivato questo bell'uomo. Un commissario. Un commissario che abita nel nostro stesso palazzo, è stato così gentile che mi ha aiutato e l'ha portato qua. Sì, capisci, però c'è una cosa che non capisco. È che fuoriesce che l'ha trovato dopo una panchina. Che poi dici, non c'è quando non si mette un po' la panchina in casa strada, si mette così. A me mi dispiace dirlo, Ceruto, ma vostro fratello si gioca. Come sta proprio che sta dicendo? Come sta? Ah, vedete? Fatto guardare buono faccio. E non ti metti scuola. Non ti basta che sei persa la moglie. E a Pupadello che va a picchiare. No, Pupadella no, figlio. Cosa dice a Pupadello? Mettiti scuola. E tu sapi tutte cose e non meriti mai niente, eh? Ma che t'è La verità mi aveva detto! La verità! Sto parlando pure con te, hai capito? Ma ti un po' a lui. Va, ma così non risolvete niente. Ci aspettate, ti fanno compagnia. Facevici un bello piccerotto caldo. Cammeracci pure una brioche, chissà quando io non un bacio, chi so mi dispiace. Non vogliamo, Ceruto. Mamma mia. Mi sa proprio male, commissario. Mettiti di scuola. Ceruto. Calma. Ma che passa? Non proviamo. Ma te lo troviamo? E quando? Guarda. La situazione di tuo frate, la macchione non c'è una porta. Bravo commissario, bravo. Ok, zitto. Sempre capace sì. Citto che è bravo, è una buona cosa, no? E poi quale comunità? Quale si indossa. comunità? Quale comunità? Quale comunità? Ok, ma parecchio. Ci sono dei centri organizzati in tutta Italia. Una. Dei centri organizzati in tutta Italia, uno dei migliori. Ceruto. La comunità di San Patrignano. Va bene. San Patrignano. Hai detto quello di San Patrignano? San Patrignano. Commissario, io ho stato a San Patrignano. Io stato. Vedi, io sono stato. Ah, pure tu sei Io- stato? Mi dispiace, non lo sapevo, mica non sapevo tu Io sono stato a San Patrignano. Ah, ti sai che sono stato a San Patrignano? Ok, Chi è? sempre che io. Ma perché cazzo? Io sono stato. Eh. L'ha detto per correggerti. Ma mica posso sapere tu cose, io commissario. Comunque, cazzo, mi sono. Adesso io vado a vedere. Vado a fare qualche telefonata. L'occhio mi fa impazzire. Se avete bisogno, sei in bottineria, non ci Anche quando mi sa. Se va- Arrivederci signora Carmela. Come signora Carmela? Grazie, mi raccomando. Non si preoccupa, non si preoccupa. Grazie. State calmo. Commissario, scusate, ma ci rivediamo un momento. Che c'ha zecca, signora Carmela? Noi non ci siamo ancora sposati, commissario. Ma tu che ci Se mi dice a me che c'è, ne fa commissario e poi non sapere. Io sono il suo futuro sposo, commissario, guardate che quando sono bello, 1,65 m per 350 grammi, qualche cosa. Ma tu, quante ne fa? Non pigliate misure? Ma da se mi un figlio in Bruxelles. Ma Mamma mia. perché, commissario? Ma lavate la mano. Ma perché, commissario? Ma commissario, aspettate un momento, commissario, ma io veramente sto. Guardate qui. È bellissimo, un sbronzeriato. Ma Carmela sta su, non ci fa qualche cosa. Io. E che faccio? Che dolore, Carmela, aiutami! Carmela, guarda! Con rallentatore, guarda! Carmela, guarda! Ma non aiutami, eri andato via? Guarda che dolore, Carmela! E che mi importa? Aspetta, Carmela! Aspetta, ci sarà la sedia, fammi assettare, Carmela! Ma ci si sta io? Carmela, mi fa male la vertebra, guarda la vertebra! E che mi importa a me? Che ti importa? Già, che ti importa? Sono più di 7 mesi, Carmela, 7 mesi! Mi sto cercando di far mettere un ascensore in questo palazzo. Ma chi lo pensa di dire che l'amministratore non può sapere proprio? Quindi figurati, Carmela, figurati che Borisce a fa tutte le santi giorni sotto in coppa. Sei incantato disco. In questo palazzo. Che spasticamento, Carmela. Che giornata. Perché?
Lo sento buono. È un pensiero. Lo sento buono. Mi sento buono. E che tieni che non lo sento buono? Niente, mi sento buono. E che? Mi fa male il coscio. Fa male il coscio? Non ti fa male? E coscio. Fa male il coscio? E coscio. Lo sai che conosco un metodo infallibile io per fartelo passare? Sì. Sì. L'ho imparato... Non so, ci sei voluto lontano, ma l'ho imparato però. Però mi fanno pochi silenzio. Contra si può crudo però. Ma silenzio. Mi sta fastidio. Uè, ma che fai? Io non mi sento buona, tu te ne approfitti. Ma chi se ne approfitta, guarda? Devo cercare solo di aiutare. Devo sdrammatizzare un po'. Senti, parliamoci chiaro, Carmelo. Perché poi a me sto fatto un suffo. A me mi dispiace quello che sta succedendo in questa famiglia. Pure perché siete bravi persone e non ve lo meritate. Però tu non ne hai fatto così, non ne hai sta male. Perché queste cose, oggi è successo qua, mi pare può succedere in un'altra casa. E poi succede pure in all'ambito della società. Carite, non carite. Ho detto che tu non ne hai fatto così. Perché oggi è successo qua, mi pare può succedere pure in un'altra casa. E poi queste cose succedono pure in all'ambito della società. Uè, è sporca società. Come sporca? Ma che? Madonna, che se non me capisci mai! Ma che dici? Che tu non dici mai niente! Ma non ti dici che queste cose succedono pure... Chi è? State zitta! Io facendo uno caso. No, non ci, veramente. Ma là sei tutto tu. Non ci faccio caso. E poi sapete che fa appiccicato tutto tu. No, non ci stavamo appiccicando. Ah, no? Stavo spiegando una cosa a vostra zia che è un po' dura di comprendere. Ah, io sono duro. Stavo spiegando, questo siccome la vedo che sa addolorata, e non voglio che sa così. E stavo spiegando che queste cose che sta succedendo adesso a vostro fratello Salvatore, oggi sta succedendo in questa casa. Mi pare può succedere pure in la casa là da gente, pure in dalla veda società. Che sa da lavare? Ah, pure voi poi che sa da lavare, ma che sa da lavare, non sa da lavare niente. Oggi dice queste cose può succedere pure in la casa e ci sta giugiando di lui. Ti capito? Luca, ricordi che sono dispiacere che succede pure a casa dei signori. Bravissimo, Lonci, bravissimo. Ah, e che sto voleva dire? Come no? Ma chi t'ha dato sta lì? Come facete non fa tutto tu? State zitti, state fanno una mano. State zitta e non Che parla. facete capire? Ma sempre io mangio sta sì. Sta Sto sì. Uè, Filume. Buongiorno, donna Fiume. Buongiorno. Come sta? Mi ci dà riposato un po'? Come vi sentite? Come mi ha già sentito, Maria, come mi ha già sentito. Lo so, avete ragione. Posso capire con loro che provano una mamma. Però donna Fiume, bisogna avere fede, qui la trita fede. E come, non sai, E allora vedrete, caso Dio, una buona volta ci guarda pure a noi in questa casa. Vedrete che con l'aiuto suo tutto si aggiusterà. E poi ci sta pure un commissario che ci staranno una mano, quindi non vi preoccupate che a Salvatore lo troverà. Il commissario e tutto si aggiusta, Dai, non ti preoccupare, Filume. Perché non la metto in coppa a lui, la donna Filomena, questo sa una cosa e non ci pensi più. Andiamo, Filume. Andiamo di là, così ti metti un po' con coppa nuliette. Andiamo. Poi non ce la faccio più, sempre con Panuglietti, sempre con Panuglietti. Ah, non fa così, andiamo. Dai, così dal riposo un po'. Coraggio, donna Filomena. Arrivederci, Maria. Arrivederci. Pensate sempre a fede, Dio è grande. È grande. Povera fede. Quanti malavventure andava a passare la mamma? Dopo la mano è Dio. Oppure lo aiutano commissario. Ma se Salvatore non si mette a capo a posto, la vedo proprio brutta. Ma meglio che ritorni da portineria. Oggi ci sta a posto. Lucario, Chi è? Ma vado! Ma come stai? la chiave. Anzi, siamo a posto. E che è successo? Stavo dormendo con panno divano. È arrivato frate mio Ciro, ha fatto cadere a terra, capito? Vabbè, commissario. Quale commissario? Mi sono pure confuso. Ormai sto pensando al commissario che devo aiutare. Sta questo commissario. Lo saccio. Però non ti preoccupare, che sia la classica giornata di me. Pure per me ha cominciato la chiave, per figura. A proposito, Lucario, la ci chiedono un piacere. Se posso, perché no? E tenete 50 euro da prestarmi. Appena posso, te lo restituisco. Fammi piacere, Lucario. Scusa, puoi ripetere una volta perché
Non ci capito buono, mi ci serve? 50.000 lire da prestarmi, ce l'hai, Lucario? E fammo che... 50? Sì. E chi l'ha visto mai, Salvatore? 50. Tu pensi che se tenevo e 50 in da sacca, se perché a parlare con te? Se mi giri sotto in coppa in da sacca non mi riesci più, ma anche scarafaccio! Ha giocato buono. Portirai con me, Salvatore. Grazie, Lucario. Ma tu giuro, io con stipendio che piglia rimassendo fino a un mese, Salvatore. Ti ringrazio. Grazie, Lucario. Grazie. Mi spiace, Salvatore, Sei un amico, non ti dite una chiave. e si grazie tu. Io 50 euro e pozzo pure tenere, Salvatore. Ma non te pozzo. Non te pozzo, va bene tu vuoi. Vado io. Avanti. Permesso? Ciao Ciro. Stavo proprio preparando. Ah sì, come stai? Lo si bacino. Ciro, purtroppo so tutto. Qui nel quartiere ne parlano tutti. Non sai come la gente. Lo sanno tu. E male lingua non mancano mai. Ma che ha fatto Fabio? Ma che ha fatto? Mi spiace se parliamo tanto, proprio oggi che sta diventata pesante. Hai ragione. Tua madre come sta? Mamma. Ah, Insomma, a proposito, ero venuto anche per parlare anche di questo. Ti devo dire una cosa, sì. spiega. Oh, Ciro, mamma sta male. Come tu sai, io sono l'unica figlia. Il papà è anziano, non ce la fa più. Ha sta dietro tutti i problemi, le preoccupazioni che si sono presentati. Ma hai capito? Ciro, io vado in America, io ho già partito. Hanno bisogno di me. So che per te è un momento brutto, ti vorrei stare vicino, però, Ciro, guarda come non faccio. Dammi un consiglio tu. Tu, a posto mio, che facessi? Esatto. La stessa cosa che faccio. È vero? Va. Vai da me. Non ti preoccupare per me. Ti dà la mamma mia. Ha detto il capo. Tu no. Anzi, fai una cosa, quando stai in America, date un vaso che posso dire. E dici che la voglio. Però da raccomando. Scrivimi tutti i giorni e pensa tutti in me. Non ti preoccupare, Ciro. Lo sai che cuore mio, ci stai solo tu. E ti scrivo tutti i giorni. Non ti preoccupare. Babbo. Non ti preoccupare, non mi sguardo. Voglio stare con te, ma più bella che a te è troppo grande. Tu giuro spira per me e io sono la vita davanti a te. Voglio stare Uè, Salvatore, come ti senti? Ma già ti vedo. Ti sei riposato un poco? Un po'. Mio fratello Ciro, come posso riposare? Vabbè. Ho fatto una caparata. Vabbè.
Non ti preoccupare. Anzi, già chiedo un piacere. Che c'è Sabato? E tieni 20-30 euro da prestarmi, sì. No, Sabato non ne tengo. Ma sicuro è Teresa. Non ti posso dare per bene tolla. O sacce perché ti servono. E mo è meglio che vada in cucina a preparare qualcosa da mangiare. Ma non capisco. Mi volete chiudere lì nella comunità? Mi volete chiudere con mano cane? E mo faccio a modo mio. Sì, faccio a modo mio. Carmela, Arrivo! Aspetta qua. Che stavo... per caso. Poi figlio, ma che c'è? Carmela, fammi un piacere, fammi fare un po' di spesa su. Vabbè. Allora, guarda che fai. Accatti un chilo di zucchero, la pasta, a olive, il pane e pure un caffè. Vabbè. Per secondo che facciamo? Ci arrangiamo con me. Ci arrangiamo sempre. Che può fare? Che sei tornato oggi? Vabbè, però prima vado a lavare sto cosa buona. Che mi pare proprio una sciacquetta. Va, vabbè. Va. Vabbè. E che è successo qua? E che è successo qua? Sabato! Sabato! No! Sabato figlio mio! Non mi ha rubato pure il mio casa solo! Sabato! Mamma, che è successo? Dica a me, mamma! Madonna, che figlio me! Mamma! Che è stato, mamma? Fra! Che è successo? Ti ha rubato tutti i conti, ti ha rubato l'orito! Mamma mia! Mamma, stavolta c'è capo, chiudo la giamma, mano stavolta, mamma! Stavolta non c'ho posto per giurare sempre, è sempre! No! Sì, che non mi figlio! Che non mi fratello! Ciao! Vieni casa. Mamma mia! Sì. Aspetta, non fa così. Guarda che la faccio. Madonna. Ah, Ciri, che illusione! Madonna mia, che giornata. No! Madonna mia. Camminato Salvatore, camminato. Guarda che dolore! Avanti. Prima commissà, venite. Anzi no, prima c'è trasì io. Aspettate, Prima devo controllare. Giorno, che è successo? Che è successo? Non da fiume? Guarda Lucariere, Salvatore. E che ha combinato stavolta? capì? Vabbè. Senti, Carmela, forse ci sono commissario, forse ha portato qualche Fallo barco. trasino. Subito venga. Ma potete trasì, commissario. A me che quasi. Fa così. Ma che volete sapere? Sono fatto Io via. sono sempre dell'idea che ti capisce, bravo! Vabbè, voi non siete bravi, trasì, Buongiorno, Qua ci sta il commissario. commissario. Buongiorno, commissario. Caprone, ma sempre cancini!
Vuoi cominciare a sapere? Come sta? Accomodatevi, da siete La sei già commissario? Qua. A commissario, la sei già più bella, mettitela a casa. Fallo con tu commissario, accettato. Qua, ancora. Accettato, commissario. Sono troppo te. Sono troppo, aveva ragione. La sei già sola, Scusate. La sedia sola. Scusate, commissario, scusate. Accettato, commissario, diceteci che sa. Accomodatevi, prego. Madonna mia, scusate. Mamma mia! Commissario, un momento mettiti qua, commissario. Qua, mettiti qua, calma, metti io. Carmelo sa, qua, mettiti qua. Aspettate. Accettato. C'è la pulita. Madonna, che giornata. Che giornata? Quando a fuoco? Venuto commissario. Che come lo sa? Stanno facendo tutti i conti, commissario, stanno facendo l'orito. E pure una catenina che mi aveva regalato a Natale, figli vicini, che chiedevano un bello ricordo. Commissario, si è rubato pure un pare scappo me, che lei l'ha vibrato a Carmelo, come faccio sa. Ma quali scarpe, commissario? Quelle scarpe! La bocca dello sguardo così! Tanto è vero che io l'ho portate pure a farle sistemare! In scarpe! Ma la state sentendo come parla che? Dica gli scappi li tenevo quando avevo 12 anni, commissario, 12 anni! E ci facevo già i fatti miei! Ma ce l'ho finito! Qui non stiamo parlando di queste sere! Ma perché i scappi non sono seri? Serio, io non saccio! Tu dici, dici sempre e non dici mai niente, ma che ti capisci? Ma che già dici? E mo state zitta, è meglio che ti stai zitta e fai parlare un po' con commissario perché non ti sopporto più. Allora lui, commissario! Ma ce la volevo capire! Mi stiamo facendo il bagno lavoro! Se non la cambia la lavoro, si mi sciocco! Sì, scusi, commissario. Beh, commissario però, un bacino così. Mamma, io sono venuto qua per parlare con Ciro. Io non c'è. Ciro non ci sa, commissario. Io quando sono entrato a casa l'ho scontrato per le scale. Sa visto come mi correvo, commissario. Ero proprio nervoso, era nero. Arrivo una freccia, aspettavo, commissario. Capito, commissario, vai sì, hai salto. Mamma mia! Vabbè, commissario. Volendo finire. Oh! Non vengo più qua a questa cosa. Commissario. Questa cosa non la potete sistemare da soli. Ma ti tocca. Sempre tu! Ok, sempre tu sei. State zitta perché dobbiamo parlare di cose serie. Accettale. E non te lo. Mettetelo più lontano. State più lontano. Chi lo ci? Parevano fare. Ha detto che si chiamava Salvatore al cinema per mano sola. Non Filomena. Al momento del tratto si possono vedere un sacco di cose. Ma che non fa tu chiamo? È il suo fratello. Non so. Non ci può fare niente. E che volevo? Ok, non parlare. Avete una foto di Salvatore? Come? Carmen? Si è andato nella stanza di Salvatore? Stanno in fuoco. Piglia più bella maracumà. Ha più belli a da dichiarare a me. Ha più bellissima da 2 dichiarare. minuti, va? Ecco lontano. Un momento che mi so... Poi! Ma che stava facendo? La vedi sta fotografia o no? Ma state zitti, fatti per fuori. Va bene, commissario, mi chiama già, la conquisterò prima o poi. Quello pare... Sono nervoso, commissario, bel giù che... Ecco qua. Guardate quanto è bello mio nipote, commissario, che bello. Facendo a tre, quanto è bello. Perché che te la dici? Non è bello, figlio? È bellissimo, questa fotografia. Buonanima. Che scassambella così, ma state zitto. Ma che sia una bella fotografia. Una bella foto. Dite a me, facevo prima si scendeva la signora Cassotto, mi faceva impressare la macchina fotografica e ci facevi una bella fotografia a sabato, ecco ci voleva, 2 secondi, era...
Quando fai così, mi fa toccare i nervi, ti scippassi sti 4 capelli che ti non ti sopporto! Vai. Grazie commissario, mi difendete sempre voi. E che mi ama. Senti più lontano. È l'amore. Senti lontano. È l'amore. Bene, mi piace il capello. Ma, per favore, ora ci abbiamo la fuori. Dici. La porta in casetta. Allora tutta la centrale. E speriamo che Dio ce la mandi. Speriamo appunto, commissario. Va bene? Vabbè. Grazie. Va bene. Grazie per tutto quello che state facendo con figlio mio. Grazie commissario, grazie. Ok, non sente figlio. Io me ne sono andato. Signora Carmela, torna alla Filomena. Arrivederci, commissario, di nuovo. Arrivederci commissario. Ciruzzo, io dovevo parlare con Non lui. sa, ci sta, può essere che Madonna si è Madonna, era troppo nervoso, Sta commissario. freddo, la capito fa. Devo andare via. Accompagnalo, Lucaria, Faccio accompagnalo. qualche telefonata così. Grazie, commissario, grazie. Grazie. Oh, io vado a sacca! Oggi, onoratissimo e i miei rispettissimi. Ok, via. Allora. Come stai, mamma? Tu stai... Ma non lo metti? Scusa un po' per prima, mamma. Non fa niente a mamma. Avete saputo commissario? Sì, una cosa normale, sì. Anzi, è una cosa È normale. una cosa normale! Un pareggiare di casa è normale, commissario. Ci sono case più disperate. Stava a posto allora. Stava proprio a posto. Ciro, basta provare. Chiudono nella comunità, ve l'ho detto. Chiudono in una comunità, disintossicarlo e voi avete vostro fratello come prima. Con tutto rispetto. Meglio di prima, che più bianco non si può! Sì, a Catamungo, fiamo, non te muovi. Buono. Mi sa, mi spucato, mi spastica lui. Ok, non sento fermo, non è che stiamo facendo le cose serie. Commissario, io mi auguro che voi e mio fratello trovate prima di me. Perché stavolta ce la fa male qui male a me. Per quello che sta facendo a mamma. Allora tu, Nakamoto lì, se trovi tuo fratello, lo devi consegnare a me. Io sono il commissario. Tu sono mio fratello. Lo faccio solo per mamma mia. Fallo per chi vuoi. L'importante, ti mando a posto. Tu non te ne Ci facete. Arrivederci, commissario. Andate Filomena, lo faccio con tutto il cuore. Grazie. Ciao, Con tutto il cuore. Arrivederci. Avete bisogno di me? Io so sempre con te. Vabbè, commissario, grazie. Fiducia. Grazie, Io commissario. vado via. Vado a fare qualche telefono. Ok, sì. Vediamo. Se avete bisogno di me. Grazie. Senti, fa una cosa a mezz'ora, accompagno il commissario. Sentite, commissario, posso dire una cosa? Ma No, ne voglio approfittare, però sapete che io la mattina mi sveglio presto perché sbrigo le faccende del palazzo. Ho la luce, una moto telefono, una spazzatura. E praticamente sono un paio di giorni che quando esco, sapete dove ci sta un bar Pupatello? Di fronte al nostro palazzo. La figlia di Salvatore. Ah, figli Salvatore, perfetto. Ah, nipoteci. La nepoteci. Perfetto. Vedo un tipo curioso, commissario, sono 2 o 3 giorni per tenere un mantello fino a basce pieno. Non pare capito che pare che... Una cosa brutta, ma ci ha preoccupato. Ti vedo qualcosina all'occhio che fai... Io so, ci faccio vedere la coscia all'occhio. Ok. Polizia in borghese. Polizia investigativa. Sostanza di stupefacente. Zitti, non parlare con nessuno. No, Lo pane. come avete detto, commissario? Lo pane, l'ispettore, lo pane. Ah, un commissario accanto al pane, non vale, non ci capisco. Beh, però è proprio brutta, ci dice la verità, commissario, mi fa paura, sta brioche, cosa. Ok, l'ispettore lo pane. Lo pane! Non ci capite, sembra una passività, mi faccio un conto, non lo posso. Uè, commissario, puttana villa chist. E poi dici che si fa i fatti suoi. Ma come si fa i fatti suoi da casellata? Sta dicendo la verità. L'avete sentuta come sta parlando? L'avete sentuta? Io me la ci fa per forza e fatto rindare su palazzo, perché ti volessi ricordare
che io a dentro faccio il portinaio, senza di me nessuno cava nessuna parte. Mica uno si scende un giorno così e dice ma oggi mi scendo, ma che faccio oggi? Oggi faccio il portinaio. Se va così, siete fortunatissimi che ci sono qui davanti al portone. Guarda che fisica, va. Qualche giorno a te ti troviamo tuo cuore, appeso come la gallina spennacchiata, a così a fornisce e fa scirello con sei, capito? Come sa? Mi ha fatto un complimento, l'avete sentito? Ma chi? Un barone. Un complimento? Mi ha detto ce l'ho sempre gonfio, tengo la bestia, la bomba in mano del gravante, commissario. Ma che state girando? Ha detto l'investigatore c'è le cuore. Ma commissario, mica voglio sapere tutto, no? Non la capire chi si è meglio, portatevi a tempo. Ma ecco. Facete piano però, Un po' commissario. di luce qua. Però facete piano, commissario. Niente, è così. Che poi queste cose. Quel coso gonfio che avevi in testa. Lo tenevo una volta. Vabbè. Un scialeriano sto qua. La signora Carmela. Se tu non te ne vai. Che fa? Te non mi ruba un cuore, che ti spacca la testa. Ma che non va bene, Ave Maria piena di grazia. Marunne, tu che sei mamma e tutte in mano. Senti, io sono una povera vecchia malata. Ma ti raccomando a chi lo figlio mio, non mi abbandonare. Marunne, fammelo trovare, fammelo venire a casa mia. A tutti i figli e mamma, Marunne, senti sta povera vecchia. Sì. Sta sempre qua. Sta sempre a pregare. E che ha già fatto? Ciru, tu mi capisci per me. Quando tu ti sposi e tieni un figlio, buono o malamente che sia, capisci il dolore che tiene una mamma in tuo cuore e capisci come mi senti a mamma. Zia, e che faccio? Meglio che ballo, scherzo, rido, no come mio fratello che si droga. C'hai ragione, nipotina mia, scusami tanto. È che in questi giorni sono troppo nervosa, scusa. Mo, mi hai perdonato? Sì, zia. Mo mi ha fatto piacere. Vai da quella specie di portinaio da Lugariello e gli dici che mi compra 1 chilo di carne e dire pellecchia. Per fare uno spezzatino. Non te lo dimenticare, va buono? Senti zia, io andrò a fare la spesa. Posso accendere un po' la radio perché la musica col Walkman la sento piano. Va bene, però mi raccomando, non lo dimenticare perché sennò oggi non si mangia. Sì, zia. Capito? Ciao!
cosa pazzo, vai giù. Non ci la cava, ma che ci fa? Dov'è peccato? Carmela! Carmela! Che non ca fa? Calmati. Non pensavo che non mi sentivo. Che vuoi? Ma stai facendo qua? Ho incontrato Angioletta, tua nipote. E allora? È l'inferno, sa. Ma perché? E che ne sacci, ma pigliate, ci capite solo che ha tirato l'orecchio, fosse vero l'orecchio, si è ammalato. Madonna mia. Allora, dovevi andare dai Tino e Pellecchia, in negozio di carne di fronte, a comprare un lucchino di carne per fare lo spezzatino. E per dire queste due parole ci vuole interprete. Lo sai che penso? Penso che tu sei bravo. Anzi no, non sei bravo. Sei bravissima. Anzi no, sei una professoressa. E se mi diceva così che ci voleva, non mi capivo. Ah sì, e perché come la ritte? Oh, vuoi pure? Ma ci tiene proprio. Ecco. Allora, guarda qua. Mettiti qua. Così, ecco, non ti muovere. Aspetta. No, fai che... Non ti muovere, Sei pronto? Fai un respiro. Così va dell'asma, però. Un respiro e la fa. Sei pronto? Va. Preparati perché stai scatenando l'inferno. Poi! Sei pronto? Aspetta, ma ci fa la cosa, Facciamo nessuno durato lei. Ma fatti un giro. Fatti andare a torno. Così e poi fatti un Tu sei pazzo! Sei pazzo completamente! tanto per cagnare sono pazzie. Mi è piaciuto sul balletto. E rimmi che capito? Hai capito? E mo che Fernute fa? Chi è? Già una volta! Vai a Pellecchia a comprare un chilo di carne, se no oggi non si mangia! Mo, sbrigati, vai! Muovi! Vai! E non mi arrivi niente più? No, vattene, vattene! Uè, maronna mia! Valla a capire si fermo. Ma che tu sono porto? Guarda, Carmela, guarda chi ci sta, Lucia! Ciao! Ciao. Senti, io me ne vado, Stai ancora qua? Lo so, Ma dove te ne vai, Lucarie? lo so, Luci, ma girano cazzotti in derriente ha tirato l'orecchio. Carmela! Come? Lucia! Quanto tempo che non ci vediamo! Sono passata per trovare la signora Filomena, è tanto tempo che non la vedo. Ma senti, Lucariello che aveva? Che aveva? Anche lui non è tanto normale, lo sai, no? Mo, aspetta che te la chiamo. Sì. Filomena! Filomena! Ah, oh, stai qua, vai. Guarda che ci è venuta a trovare. Luci. Signora Filomena. Come sta? Ma quanto tempo che non ti fa vedere? Mi sono fatta bella questa camera. Come la bella voglione. Come state? Come è già stato? Devo un po' pannuletti che tengo malica. Ma come mai? Magari avrete preso un colpo d'aria. Vedrete che non è niente, non vi Altro preoccupate. che colpo d'aria. Lucia, questo non è un colpo d'aria. Questi sono i malapensieri che ci fanno venire male la capa tutto quanto. Luci. Ma che è successo, Carmela? Perché la signora Filomena piange? Vieni, mo ti spiego, vieni. Abbiamo scoperto che mio nipote Salvatore si trova. Abbiamo fatto tutto il possibile per aiutarlo, ma non c'è stato niente da fare. E lui l'altro giorno si è rubato tutte le cose, la pensione, tutti i gioielli, tutto, si è rubato tutte cose ed è scappato via. È da quel giorno che non l'abbiamo più visto. Ma avete chiamato la polizia per vedere se lo trovano? Come no, abbiamo fatto pure quello. Purtroppo non ci resta che aspettare e avere pazienza, perché finché non lo troviamo non possiamo fare niente. E Ciro non sa niente di questa storia. Ciro, te l'immagini come l'ha presa Ciro? È stato uno shocker per lui. Angela. Ciao Angela, Oh, buongiorno signora Maestra. che ci fai a casa? Non sei andata a scuola? No, oggi c'è lo sciopero. E come potevo vegliare? Sciopero? Venendo qua ho visto tutti i ragazzi andare a scuola e tu sei l'unica che fa sciopero. E confondeva andare a scuola, Lucia. Salvatore si è rubato pure tutto il libro suo. Sì, che bello, mamma, che bello che sei a scuola, come sono felice, mamma. Uè, Angela, Ma ma guarda, mi piace. guarda. Non mi fido, sto un poco qui. Va bene, mamma. Ci vediamo dopo. Ciao. Ciao. Guarda la Laura è contenta. E invece ai miei tempi, Era diverso, Carmela. e come no, e maestro non gestivano proprio. Hai capito, Luci? Qua tutto in questa casa, stanno Che macendo. Non è pesante, Ma pesante. non può
puoi piangere sempre, non puoi fare sempre così. Stare calma. E che ho già fatto? Vediamo se il patano se so cotte il patano. Ma che si bruciano. È il patano. Sì. Ciao Ciro. Ciao Ciro. Ma ci visto pure Angioletto, oggi niente scuola, Ciro, niente scuola, non lo sai. No, io perché certe cose non scopo. Hai saputo Lucia? Sì, Ciro, ho saputo. Me lo stava raccontando Carmela prima che tu arrivavi. Poi Ciro, se hai bisogno di qualsiasi cosa, sai che puoi contare su di me. Sì, non ho ancora guardato. Ma sono cose che dobbiamo spiegarci noi in famiglia. Ma Laura, di tutta questa situazione non sa niente. Ora è partita, andate a me. Che non si è fatta più. Parla buona così. È strano, non è da lei comportarsi così. È troppo strano, è troppo strano, è troppo strano. Ah sì, ma chi l'ha fatto sti capi? Ah, è un parrucchiere nuovo, uno moderno, bravissimo e migliore. E quanto pagato? Visto come t'ha combinato? Sì, lo so, è la nuova moda questa. Che cosa? Anzi, come parla la zomba? È un nuovo taglio, lo so. Anzi, che zomba sono molti che camminano. Uè, ma fa nuova, tu mi cammini. Ma che ne capisci tu? Ma guarda Raffaella Catania, va. Tocchi. Scusate, si è fatto tardi, devo tornare a casa. No, guarda in casa. Ormai sta qua, devi mangiare con noi. E poi guarda, sto preparando uno spezzatino che è patana, che è una bellezza, però. Allora, a dice la verità, ci stanno pronto solo il patano. Spezzatino, ma parecchi tu dici graziate Lucarello, se sa Perché tu hai ricorda. mandato a Lucarella la macelleria. Stasera non si mangia. Ah, beh, non ti preoccupare. Stasera non si mangia. Vabbè, non ti preoccupare, devi rimanere qui, non accetto un no. Va bene, però prima dovrei fare una telefonata a casa, così avviso i miei genitori. Ah, fa tutte le telefonate che fa. Andiamo, andiamo di là così telefono. Sì, andiamo. A dopo. Sì. Mamma, aspetta, ma picchia la seccia, mi metto in capo, picchia un fazzoletto ma e che hanno appreso a te. E sempre la stessa storia, mamma mia bella. Tutti i giorni. E poi fa venire all'aiutanza di casa. Sempre che chiaro. Sta io là. Gira. Ma che vuoi? Ciao Carmela. Ciao. Che vuoi? Che vuoi? Sono venuto perché sto facendo un giro alla posta. Ah sì? E a dove sta sta posta? L'ho lasciata fuori perché mi pensavo non ci stavano nessuno. Allora valla a pigliare, va, sbrigati. Ehi! Valla a pigliare, però quando esci fuori, prima bussa, che devo aprire io. E che cosa fa se sto già da su? Appunto, prima esci, bussa, che poi apro io, vai. Aspetta, Piglia la posta. Ho bussato, l'hai sentito? L'ho sentito, un momento. Avanti. Sono qua. Ciao, Carmela. Talmente mi va bene che quando mi viene non capisci niente. Come no? Eccola qua. Ci sta una lettera che non è per te. E per chi? È per Ciruzzo! Ah sì, e chi la manda questa lettera? Chiamato, tu vuoi sapere troppi cose. Non lo posso dire a me, pure se lo voglio bene, non lo posso dire. Ah, ma che molto si mi pure a fare ruffiare a mio nipote? Ma quale ruffiare? Innanzitutto è un segreto professionale e quello non lo posso Ma perché? Si ruprete? Prego. Perché c'è il coprete? Poi ti chiesto questa lettera. Ha detto che è vicino, questa è la lettera che ha fatto un sacco di chilometri. Viene all'America, guarda.
aspetta che te lo vado a chiamare. Vabbè, sta qua. Ehi, buongiorno Gino. Una lettera. Eccomi qua, Lucariello amatissimo e sempre pronto per voi. Dove sta la lettera qua? Ci sta la lettera per te. Guarda quanto è bello. Guardatela quanto è bello. Sai visto quando a strada fate sta lettera? Chi la manda questa lettera? E come chi la manda? E come chi la manda? La vostra innamoratissima Laura che sta viene dall'America quando sa fare. Grazie, guarda, Lucari, finalmente mi ha scritto. È vero. Buongiorno. Va, Lucari, va. Ci capite, Leggite, buongiorno. Guarda, grazie. Lucari, al sito che puoi andare, grazie. Al sito, buongiorno, no? Grazie. La mano. Siccome dove tu stai passando l'autorino? Io? Una visita in te, che non fa male. Secondo me vi state sbagliando, non ci... Per caso... Casa? Pure voi avete passato qualche posto, per caso fosse la banca, avete passato? Scusa, Lucari. Vabbè, scusa. E io facetti cose. Però non volete scordare, non ci... 5, prego. Wow, bella 5 me la sono meritata, se... Va. Arrivederci, non c'è sempre un piacere farvi i favori, 5. A me. Laura, amico. A me, ma scritto. Ciao Ciro, mi auguro che state tutti bene, sia tu che la tua famiglia. In questi 2 anni è cambiato tutto per me. Non credo che tornerò più a Napoli. Mia mamma si è ripresa, ma io ho intenzione di rimanere lo stesso vicino ai miei genitori. E poi ho trovato anche un lavoro. Sto cercando di ricominciare tutto da capo. E voglio rifare una nuova vita. E in questa nuova vita so che tu non potrai seguirmi. Ti auguro tutto il bene del mondo. Ciro, questo non è un arrivederci, ma è un addio. Non è mandata. L'ho trovato. Non mi dice la vita. È brava Laura. È brava Laura. Che c'è per caso sta? Che c'è? Che scemo io. A giorno come quasi. È cattivo. E ma l'indifferenza tua mi fa stare. Che scemo così. Se ti ho perduta, la colpa non è stata tua, la colpa mia. Che non ti vedevo l'ideale, a scusami, che scemo così. A te ne cacciare tu, se l'immagine che non mi faccio campare, se che pugna non c'è, faccio avere così, non sono ogni giorno. Ripete sulla me, accidenti lontani. Non te la sei ritrovata, non mi vai fatto bene, voglio morire per te. Sto campando sulle ricordi, e ricordo sei tu. Oggi sono duro, però non mi pensavo che Laura mi lasciava così. Come l'ha mandata a fare? Non mi dice la
bello. E lo so, non mi dispiace proprio perché era bravo a giuro. Ma che? Non mi credo. Chi ha da bussare? Allora non ci sono due male. Ma vediamo chi era un po', Aspettate qua. Mamma! Oggi, aspettate, oggi. Ci sta una persona che cerca il vostro fratello Salvatore. E fallo te, si va. Sì, però oggi non mi piace. Non mi piace. Fallo te, sono d'accordo, non mi faccio già fallo. Lo faccio da venite, accomodate. Salvatore non ci sta. Lui è Ciro, è suo fratello. Tu Ciro. E tu chi sei? Chi sono l'importante? Per quello che voglio l'importante. Tu capisci che vado già dalla Sicilia? Si tratta di tuo fratello Salvatore. A dare i soldi. A meno che Pirone tu sti soldi. Questa storia la chiuderemo. Sicuramente gliela... Quanto mi devi dare? 1200 euro. Gliela avete pensato? Diciamo di sì. Vuoi fuori, Ciro? Hai capitato, no? Chi stai qui come merda che fa venire con volere ma ti guarda? Stai attento per come pare, Ciro. Stai attento per come pare. Perché tu non lo sai lo sogno io. E tu nemmeno. Hai capito o no? E poi esci fuori dalla casa. Facendo fuori dalla casa! Aspettate, Vado bene. aspettate, oggi. E tu che vuoi? A casa è sposa tu non si spara. A casa è sposa tu si prega. E mo va a te. Riesci a rindarsi a casa. Oh! No, dai. Fa caldo, bene. Fa troppo caldo. Ma ci sta il giornale, Ogni tanto può servire per fare altre cose. Ma che stai facendo, Lucario? Che sto facendo? Faccio caso che fai tu. Ma io mi sto cercando la faccia. Io mi ci ho scegliere. Fai sempre cose più strane, Lucario. Faccio cose più strane. Ma fammi chiamare Pupatella perché vuoi morire sete. Eh. Pupatella! Ciao a Pupatella. Ciao, zia. Ciao, zia. Ciao Pupatella, Lorella. come stai? Bene. Pupatella, mi devi portare un bel bicchiere d'acqua. Tanta acqua. Un bidone 25 litri va bene. E pure una razzola di caffè. Va bene, zia. E a te, Lucariello? A me come porta? Niente, una cosa semplice, Pupatella. Pure perché fa caldo. Mi bagno un po' che labbra, mi bagno. Portami bel campariccino, però a essere forza, bello, un ghiaccio però, fresco. È una Va cosa bene. semplice. Ve li porto subito. Grazie, Pupatella. Sempre questo la niente che Ah, sono stanca. Ma ce la lamenta io e se la niente io, Mi hai fatto spendere fino all'ultimo centesimo. Non tengo più manco lo scricciolo in da sacca, niente più. Tutti i soldi hai speso. Ha speso i soldi, ma quali soldi hai speso? Avanti, dimmelo. Ah, perché non hai speso i soldi? Ma quali soldi? Allora, ma mettere a tavolino? Mettimi a tavolino. E allora, abbiamo iniziato. Che mi ha detto, Lucariello, me ne presti 2 euro. E non ci pensato. Abbiamo fatto 4 passi. Lucariello, me ne presti 4 euro che mi ha già accattato il casetto. Perché poi io pure, ti ha già accattato pure il casetto. Abbiamo fatto 4 passi. Lucariello, me ne presti altri 5 euro. Da 2 euro ci mi fanno da 20 euro. E che non sono soldi. Mi pare che faccio il direttore banca io. Senti Carmine, io te la dice, pure se ti voglio bene, però è cosa sanna ricevere. Ma non da Filomena, con tutto il rispetto di quella povera donna che sta passando un brutto periodo, ma i soldi te la fare sta spesa o no? Ma io mi devo fare il corredo. Ah, se tu ti fai un corrente che i soldi miei! Siamo buoni! Guarda, mi ha già accattato un cappello nuovo che è andato a lezione. Ma tu capiete se c'è accattato? E che si faccia una collezione? È bella? È bellissimo, bello! Guarda che bello! Bellissimo! Guarda come sta buono! Bene. Sta buono, aspetta, per forza, l'hai messo tutto in coppa. Ma si parla la vedova allegro. Ma che ne capisci? Vieci. Lucarie, come ti paro? Bellissimo. Uè, come ti paro?
stasera ci proprio bello questo cappiello, sta proprio bello. Che caldo che fa? Fa caldo. Senti, ti posso dire una cosa? Pupatella! Arriva quest'acqua, sì o no? Devo dire una cosa. Io a Rocco non te paga, Per forza, vado sempre io. Basta che qualcuno paga, che qua non paga mai nessuno. Mi dicono tutti, segna che pago dopo. Zia, mi ha già fatto in un libro a lunga scadenza. Tu ti sei fatto un libro a lunga scadenza? E allora io che avessi amici, guarda che se la cambiava che non fornisce mai, non fornisce. Lugariello? A lunga scadenza. Lugariello, stai molto attento. Ti ricordo che lei è mia zia. I soldi sono i miei però, Spilorcio! Allora che sia tuo? No. Che sia mio? Qual è? Aspetta, poi. Facciamo la conta, dammi a fare. Uè! Che sia mio? Che sto? Che sia mio, È fresco, è fresco. Che ne sai? È fresco, prima. È fresco, è fresco. Ma che stai facendo? È freschissimo. E che riscappo cucevano, mi sto rinfrescando, Ma no, non è così più strano, Lucario. Sto assaggiando il pecorino, carino. Che schifo. Poi... Che schifo, maronna mia. Bello, bello. Senti, però... Ti posso dire una cosa? No. Mi devo pigliare il caffè. Vabbè, e mo parla che mi dici? Posso dire? Sbrigati. Ok. E allora... Sì, però spostati. Fatti più là. Ti metti sempre più caro. E diventi sempre più caro. Tra poco ti metti un bollo a me. Questo è bello, Senti, Carmela. Ti dico nell'orecchio così capisci meglio, magari te lo cari. Aspetta, ci metto un po' più di intenzione, Ma chi tu? Hai capito? Che mi dici, vabbè. Ma cacciarisci. Non c'è caputo niente. Non ho capito niente, non ho capito. Senti, Carmela, io... Ho detto chiaramente, io ti volessi portare... a Parigi. A Parigi! A dove si trova Parigi? A dove si trova Parigi? Dove si trova Parigi? A dove si trova Parigi? Sono mai stata, Si trova vicino a Reggio Calabria. A noi ci stanno i sbronzi di cereale e ci sta pure la torre di ferro. Come si... che bello, maronna mia, troppo. Ti piace? Come no? Ti porta a fare un viaggio e vozzo. Un viaggio vozzolo. Ma che... Ma state zitte che è meglio, state zitte. Comunque è meglio che ce l'abbiamo. Favo il caffè, perché sennò Pupatella smette a dire che abbiamo bevuto e non abbiamo pagato. Ma buono! Pupatella! Ma non nacci pavato, no che non abbiamo pavato. Pupatella, chiamati, mo ci siamo. Favoci il caffè, sbrigati. Senti, papà, vieni a casa. Vieni, dacci vicino una cosa. Lo sai, io ormai ci convivo con questo cambiamo mano. Lugariello? Oggi mi ha spendato come un gallino al mercato. Non è che ci vanno 2 centesimi in la sacca. Fammi un piacere, io mi accompagno a Carmela a casa. Passi in una portineria. Prima si mettono insieme qualche cosa di soldi dalle mancette che mi lascia e ti vengo a pagare il conto. Mi fa piacere? Va bene, grazie, Lugariello. papà. Grazie. Ok, siamo tutti a posto, ci ha lasciato pure la mancia. Ciao, zia, mi raccomando. Aspetta, che sono bello perché la ci pavate. Pavata. Boh, sbrigati. Quando vado al mercato con te non risolvo mai niente, non mi fa fare mai niente. Ma che schifo, maronna mia. Scusi, che si fa bene lo stomaco, però. Ma quello sto Prego, Baronessa, sta comodo, Si lamenta, si lamenta, che succede? Si va a salutare. C'è nessuno in questo bar! Scusate, eccomi, buongiorno. Desidera? Buongiorno con la stretta. Scusate, mi chiamo Pupatella. Con la stretta, Pupatella. Scusate una parola. Semmai mezza. Io a questo non lo conosco. È meglio che lo dico prima il prezzo. 3 euro. 3 euro una parola. E un discorso quanto costa? Questo è proprio scemo. Meglio che me ne vado. Ciao. Pupatella! Pupatella, buongiorno. Buongiorno, buon uomo. Chi è? Buongiorno. Mi conoscete?
No. Mi presenti, capisci? Il mio nome vi dice qualcosa? Mi dispiace, ma tu non ci... E perché sono poco conosciuto qui a Napoli. Scusate, siccome tengo una bella voce, sto cercando la casa... Chi è? Discografica. Canta tu, che canta anch'io. Basta che non ci stunato per morire, sai tanto sta. Perché voi facete cantante. Volete sentire qualcosa? No, mi dispiace, tengo fretta. Come Mamma mia mamma, e sembra mamma, e tutto caldo, mamma e bacio, mamma e bacio, asce. Ah, ti pure lei che incorporato, lei la ciace. Io tengo tutte le cose, tengo pure la batteria. Sentite, capito? Io tengo che fa. Io che se cose che cercate voi non te conosco, pure perché non sono del mestiere. Ah, perché non ti è piaciuta la mia interpretazione? Ah, perché stavo da cantare così? Ma che ne capite? Io sono un artista incompreso. Secondo me sei assolutamente incompreso, lui, Chi è? Questa è classe. Non per niente mi stanno facendo fare. Mi stanno facendo fare. Mi stanno facendo fare un nuovo CD. Sentite, capito? Io tengo la seconda elementare, ma voi siete proprio una chiave, che sa fare. È meglio che me ne vado, va. Forse è meglio. Perché sarà come va a finire. Saluto! Io ancora non ci capite che è più sceme per me. Padella! Ciao. Ah, ciao, tu guarda. Hai visto? L'ho visto, l'ho visto. Ma visto che sempre qua? Mamma mia. Non l'ho mai visto. Meno male. Speriamo che sarà l'ultima volta. Cioè, sono venuto a sdebitarmi. Ah, Quello sì, che avevo vero. preso con qua. Quanto ti dovevo dare? 5 euro. 5 euro, Su. 5 euro. Allora ci dici. Aspetta, guarda, perché me ne sono portati io dalla casa. Aspetta, 5 euro. 25. Allora ci dici. Ah, aspetta, tu lo sai. Sono un povero portinaio e io non metto paura quando esco con i soldoni da presso. Ma mi ricorda dove c'è mi serve. Aspetta. Ma Lugariello! Aspetta, non ti preoccupare, guarda. Si è fatto pure un nodo, come si fa? Lugariello? No, non fa niente. Come non fa niente? Aspetta, guarda, quando vai? I debiti sono debiti e vanno pagati. Oi, ecco, cavolo qua. Ecco. Buon poco pecorino, guarda. No, mi sei esagerato, guarda, vai, vieni. Dirci. Lugariello. Sempre 5 euro sono, No. Sono più IVA questi, che c'è stato pecorino, ma te lo regalo, Molto gentile, Lugariello. Sa, cioè, i debiti sono debiti e vanno pagati. Noi stiamo a posto, metto questa giacchettella che è nuova, me la sono fatta fare da uno stilista su misura, guarda, è fatta apposta per me. Oh, Mi sta bene? Hai visto? Guarda, comunque, ti ringrazio, grazie, mi piacere. Lugariello, la prossima volta i soldi nella tasca. Vabbè, perché mi mette paura, capito? Ah. Comunque, ci vediamo al più presto. Non preoccuparti. Quando mi sposi. Se ti sposi. Ma la sposa ci vengi lì! Allora. Papà. Papà. Vabbè, capito. Guarda come ti sei fatta grande. Come ti sei fatta bene. Quanti anni sono passati 4 anni. Padre, figlio mio. Papà, finalmente sei tornato. Sono stata così male senza di te. Perché ti sei settato? Mi hai lasciato solo. Saggio come te. Prima mamma e poi tu. Papà. Ma nonna come sta? Zia Carmela, zia Angelina, poi zio Ciro si è sposato con Laura. Le tue Carmela non stanno bene.
Per nonna ho sempre le me cosa ci vorrebbe per farla sta buona. Papà, che c'è papà? Papà ti prego. Niente. Papà, Niente. ti prego papà, no? Cosa c'è papà? Papà. Niente papà. Sono cose che già sacci. Sono cose che già sacci. È meglio che la nonna non sa niente. A sto caso. Si potrebbero preoccupare di più, capito? Ma sai, è stata così male senza di te. Lo sacci, figlio mio, lo sacci. Ha pianto sempre. Lo sacci. Ma me ne vado, papà. Ci vediamo presto, va bene? Va bene. State accorti, papà. Ti prego papà, non lasciarmi mai più. Ho bisogno di te. La notte pregavo e mi domandavo dove potevi essere e come stavi, ma nessuno mi dava una risposta, papà. Papà, non lasciarmi mai più. Faccio. Possibile. Papà, stai bene? Sto con Papà. Ci vediamo, papà. Ciao papà. Ciao, papà. È colpa tua. Sono stato costretto a rubare. È colpa tua. Ci ho messo gli amici più cari. È colpa tua. Ci ho messo bene la famiglia mia. Tengo voglia per mamma mia. Ma non posso fare, no. Non posso fare. Maledetta droga. È finita vita mia e tardi ormai è inutile la polvere non sa mai ma distrutto mai se volesse tornare non sbagliasse una notte se veniva fatta vicina e che forza occupata maledetta eroina ma non va da vita mia ma di mia solamente si richiama. Papà,
montagna